Cari amici, buonasera. Benvenuti. Immagino che non pochi di noi abbiano provato una certa emozione a sentire la voce di Padre Alfio che cantava in mezzo a noi. È una registrazione, ma è un bel ricordo. Noi lo sentiamo presente con noi attraverso la sua musica, i suoi insegnamenti, il suo essere padre, fratello e amico. Vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio tutti, in maniera speciale il nostro pastore, Monsignor Salvatore Cristina, e il nostro Pippo Schillaci, vescovo di Lamezia e Pecorino. Ringrazio anche il sindaco che ha voluto assolutamente ospitarci in questa cornice così bella e così adeguata alla serata. Quindi ringrazio lui, l'amministrazione e chi si è adoperato perché questa serata si potesse realizzare. Abbiamo voluto cominciare con un canto. Stasera faremo tutta musica di Don Alfio, con un canto che era molto caro al nostro Alfio Conti, ed è il Laurentius, un canto brevissimo, avete ascoltato, che vi ha eseguito il coro che ha l'onore di portare il suo nome. Questo è il coro di Don Alfio Conti, ve lo presento. È un coro molto giovane, a parte i capelli bianchi, ma ci consideriamo i fratelli minori degli altri due cori che invece canteranno dopo di noi. Abbiamo cominciato appena da 2 anni e quindi siamo alle prime armi, siamo ancora incerti, ma la strada è quella giusta. Don Alfio Conti, quando io cercai di coinvolgerlo, lui non si tirava mai indietro, mi disse: Nicola, tu vai avanti, io ti aiuterò tranquillamente come ho sempre fatto, ti darò una mano, stai tranquillo, ce la darà dal cielo, ma ce la dà sicuramente, intanto con la sua musica e col suo sostegno morale, per il fatto di sentirlo vicino a noi già è grande cosa ed è molto. Di questo canto voglio solo farvi rilevare una cosa: il testo è di un monaco eremita, a Laurentius appunto, che diceva: mi fu detto tutto deve essere accolto senza parole e trattenuto nel silenzio. Allora compresi che tutta la vita sarebbe trascorsa nel rendermi conto di ciò che mi era accaduto.
il tuo ricordo mi riempie di silenzio. È brevissimo, ma denso di significato. Quando si canta questo canto, quando sento queste parole, io non posso non fare un riferimento a Maria, la mamma di Gesù Cristo, la nostra madre. Anche lei serbava tutte quelle cose, quegli accadimenti nel suo cuore, le custodiva e rifletteva su quello che avveniva. Questo ci vuole dire, a questo ci vuole invitare il canto. Ed è una coincidenza non di poco conto che Don Alfio sia stato nominato rettore della chiesa di, guarda caso, di un eremita, di San Nicolò Politi. E lui stesso era uomo di poche parole, uomo molto schivo, chi lo conosce lo sa, e che del silenzio faceva grande tesoro nella sua vita. Dicevo ai suoi ragazzi, me lo dicono loro sempre, che nella musica ci sono le pause. La musica senza le pause sarebbe un insieme di suoni che alla fine stucchevole, perché darebbe fastidio, non si potrebbe ascoltare. Invece le pause sono importanti quanto la musica. Poter stare in silenzio a riflettere è fondamentale. Adesso sto in silenzio io perché non vorrei parlare troppo. Do il posto ovviamente a chi lo merita per cantare la musica di Don Alfio, quindi al coro di Don Alfio Conti. Ci perdonerete eventuali mini disordini, il tempo di sistemarci perché siamo tanta gente, avete visto, siamo 3 cori insieme. Adesso il nostro coro prenderà il posto, vi potete accomodare. E, mentre loro si accomodano e i ragazzi del Rosario si possono alzare, io vi racconto un piccolo aneddoto. Don Alfio al Rosario ha lavorato da tanto tempo. Appena ordinato sacerdote nel 1971, io ero un ragazzino, con padre Sicurella, con cui aveva un affetto particolare, veniva e ci ha aiutato a cantare nella prima Via Crucis, quella del 71. Sapete che ogni anno noi facciamo la Via Crucis nel paese, noi tipo i rosariani. Io vi considero rosariano perché si resta a vita, ragazzi del Rosario. E lui veniva ad insegnarci le parti, a guidarci, a seguirci. Addirittura nel 95, dopo aver sentito il suo disco La Chiesa alla mia casa, fui folgorato dal brano Croce Sacrata e gli disse: Alfio, dobbiamo farlo questo, la Via Crucis. E da allora cominciò una tradizione, la bella tradizione di cantare e di accompagnare i punti più salienti della Via Crucis con il canto. Credo che i ragazzi siano pronti, io lascio a loro la voce, a Dario che vi presenta. Grazie. Bene, scusate, una piccola variante, io non avevo dimenticato. Noi siamo qui stasera perché Don Alfio ha fatto un'opera molto importante, molto utile per la nostra collettività. Noi ad Adrano abbiamo una devozione particolare a San Nicolò Politi e lui ha fatto una raccolta di inni, canti, messe di compositori, sacerdoti di varie epoche. C'è Benedetto Ciancio, c'è il Preosto Tranchina, padre Antonino Parisi. Ha raccolto tutta la produzione musicale che faceva riferimento a San Nicolò Politi e ha editato due libri, 2 volumi, che noi stasera vorremmo regalare. Ecco, Angelo mi porta questi, li conoscerete dalla locandina, avete visto. Vorremmo fare dono di questi volumi ai vescovi qui presenti, perché resti come segno della vicinanza con Adrano nella diocesi di Catania, nella diocesi della Lamezia Terme, e al sindaco perché si custodiscano nella biblioteca comunale, perché questo è patrimonio di tutti. È il segno del legame di Adrano con San Nicolò Politi, di questa grande che è un legame popolare, se volete, però che nel tempo si rinsalta, si rinnova e continua senza fermarsi.
Ecco, noi se questa sera ci fate dono di venire qui sul palco, ecco, il sindaco pure viene. Sì. Grazie, grazie. Io do la voce a voi. Ecco, intanto vi consegno la copia personale, ve ne daremo un'altra copia per la diocesi, per contatto il signor Sindaco. A lei, sì, se volete darci un pensiero di questa serata. Mi pare molto bello, significativo questo incontro. Scusate la voce, non mi metterò a cantare, state tranquilli. Però ho voluto essere presente perché mi pare che sia quanto mai significativo questo momento. Ricordare una persona è sempre bello, poi ricordare Padre Alfio merita questo nostro ricordo e significa anche fare onore a quello che è stato il suo impegno educativo, il suo impegno pastorale, il suo impegno musicale, quindi mi complimento per questa iniziativa e sono particolarmente lieto che sia presente anche il nostro carissimo Monsignor Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. È sempre bene coltivare le radici, quindi ti auguriamo di poter essere tante volte presente qui ad Adrano, perché se ci fosse qualcuno dal mio paese, Sciara, in provincia di Palermo, mi direbbe: ma quanto sei bravo a dirlo, vieni pure tu qualche volta a Sciara. Finalmente lo farò, almeno in agenda lunedì di essere lì, quindi sarà anche un mantenere la parola e poter verificare quanto è importante l'augurio che ho fatto per il nostro carissimo Monsignor Schillaci, Pippo, Grazie per questa iniziativa. Beh, è molto bello, come diceva il nostro vescovo, essere qui questa sera, giorno 6 luglio, a conclusione di quella bellissima celebrazione. Io non ho potuto fare a meno di ricordare Don Alfio, quindi per me è tutta lì, ma che continua in questo modo, continuerà, perché ho detto ad alcuni che comincio a conoscere a Lamezia di poter eseguire alcuni di questi canti, e proprio c'è una giovane che mi ha chiesto proprio di avere in dono queste, e io li farò avere a questa ragazza giovanissima, una ventenne, che si chiama Sabrina, che è desiderosa di conoscere proprio tutto quello che Don Alfio ha prodotto. Quindi già un primo segno alla Lamezia c'è una giovane ragazza che si interessa di Don Alfio. Un piccolo ricordo così che vorrei consegnare a ciascuno di voi, che Don Alfio per un bel po' di tempo è venuto in seminario in silenzio, discretamente, e ha consultato l'archivio musicale del nostro seminario, che è veramente un bell'archivio musicale.
è questo merito di Monsignor Gaetano Zito, che lo ha ordinato, l'ha messo, e ci sono veramente delle cose molto importanti in quell'archivio. E Don Alfio veniva proprio a consultare questo archivio in silenzio, lì in biblioteca, a proposito di silenzio, e ci devono essere tanti appunti, chissà che ce li ha, però sicuramente, ecco, questo è un patrimonio che è nostro, che è appunto di Adrano e che è della nostra diocesi. Grazie e buona serata a tutti. Io leggo qualcosina, sarò brevissimo. Cari cittadine e cittadini, autorità, buonasera e benvenuti. A nome della comunità di Adrano ho il piacere di accogliere in questa serata, in memoria del nostro compianto concittadino, il padre Alfio Conti, Sua Eccellenza l'Arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, e ringrazio Sua Eccellenza il Vescovo di Lamezia Terme, Monsignor Giuseppe Schillaci, che ringrazio ancora. Avrei voluto anche accogliere, ho saputo all'ingresso che non è potuto venire il rettore del seminario di Catania, Don Antonino Lamanna, a cui va il nostro saluto. Don Alfio Conti fa certamente parte di quella nutrita schiera di sacerdoti adraniti che con la loro personalità, la loro profonda religiosità, la loro profonda cultura, la loro sensibilità hanno dato lustro alla Chiesa tutta, in particolare alla comunità di Adrano, che resta fiera ed orgogliosa di questi suoi figli. E ne vorrei ricordare alcuni, non si può non ricordare, spero di non commettere delle gaffe, però mi saranno perdonate, lo faremo qualche altra volta, magari dimentichiamo. Come non ricordare la figura di Don Anselmo Laudani, l'autore di quei dialoghi pasquali tanto noti a noi adraniti, un concentrato di teologia sul mistero della resurrezione e sul destino ultimo dell'uomo, di Don Angelo Bua, che con inusitata arditezza ha portato ad Adrano il sacro teschio del nostro santo concittadino Niccolò Bomini. Preposto padre Pietro Branghini, insigne musicologo, autore di diversi canti religiosi tanto noti a noi adraniti, nonché ottimo ma poco conosciuto pittore. Del canonico Vincenzo Bascetti, collaboratore diretto di Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare ad Adrano, prosindaco, esempio fulgido di incarnazione di una cultura politica dal volto umano ispirata dalla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, di Don Antonino Lamela, che ha educato intere schiere di giovani adraniti all'amore verso il prossimo con grande spirito di abnegazione, rinunciando a tutti i suoi averi, pur di assicurare momenti di gioia e di serenità a tutti i ragazzi, anche a quelli più poveri della comunità adranica. Ed ancora di tutti gli innumerevoli altri sacerdoti, tanti altri sacerdoti, prendo il secondo scivolone, Monsignor La Pisarda, lettore del seminario, padre Sicurella, padre Sant'Angelo, padre Guzzardi, e tanti altri con i quali mi scuso, ma ci sarà occasione in futuro di poterli ricordare, che tanto, innumerevoli altri sacerdoti che tanto si sono prodigati per il bene e per la crescita spirituale e culturale della nostra comunità. Ebbene, di questa schiera di sacerdoti già tanto nutrita ed eccelsa, certamente fa parte anche Don Alfio Conti, uomo mite e riservato, ma brillante ed apprezzato autore che oggi vogliamo assieme ricordare. Grazie a tutti per avermi coinvolto in questa esperienza, lo dicevo a Sua Eccellenza, abbiamo parlato di questo teatro. Da quando ne abbiamo parlato con Nicola, con Angelo Pignataro, mi aveva rassegnato dei pensieri che non leggo per non essere lungo. Grazie per il tuo pensiero sul padre Alfio Conti. Da quando abbiamo parlato di questa iniziativa a oggi è intercorso un segno della provvidenza, sono stati finanziati diversi teatri
anche questo diagramma è stato finanziato per aggiustare a 24.000 euro. Diceva Sua Eccellenza, certamente sono dei limiti finanziari per i grandi artisti, dei limiti regolamentari a volte all'incendio che non permettono un utilizzo, vorrei dire io quotidiano, lo terrei aperto giorno e notte perché vedo nei momenti di aggregazione, ma certamente faremo di tutto per aprirlo a tutte le iniziative di giovani artisti, e penso che potremmo anche istituzionalizzare un incontro in memoria di Padre Fondi dedicato alle sue musiche e ad altre musiche che si possono imparare per la serata. Grazie a tutti voi. Grazie ancora per la vostra presenza. C'è un'altra cosa che non carichiamo, sovracarichiamo. Bene, allora io passo la voce, la parola via libera al canto che adesso ci accompagnerà in questa serata. Dario. Noi siamo veramente emozionati questa sera di... Anche io sono un po'... Siamo emozionati perché realmente per noi è un onore poter rendere omaggio a Don Alfio, poterlo fare qua. Niente, questo è un piccolo coretto che è nato in oratorio, l'oratorio Maria Santissima del Rosario, che si è incrociato tante volte con la vita di Don Alfio e nasce nel lontano 2007 circa, quando con alcuni ragazzi ci siamo detti dobbiamo riprendere in mano un po' l'animazione della liturgia, dobbiamo cercare di fare qualcosa di sostanza, e da un campo estivo che abbiamo fatto nacque l'esigenza di fare un piccolo coro. Allora era responsabile rettore dell'oratorio Padrino Lamanna e mi disse: Dario, tu sai cantare? Forza, via di sta cosa. E abbiamo iniziato questa avventura, che è iniziata con un'avventura, vabbè, un coretto. Poi io da sempre amo la musica ma non ne capisco un tubo, e dico, bah, proviamo a fare 2 voci, proviamo a farne 3, e allora chiedo come si fa? E a chi mi posso rivolgere se non all'amico di sempre, a un padre per me che mi ha sempre guidato, soprattutto attraverso la musica. Chiedo al padre Conti di darmi una mano, quantomeno a selezionare le voci, a dividerle nelle varie sezioni, e abbiamo iniziato a dividerci tra soprani, contralti, tenori, bassi. Allora io provavo a imparare le 4 voci ma non ne capivo niente, il padre Conti diceva: non ti preoccupare, dai, forza, andiamo. E allora abbiamo iniziato a fare qualche piccolo esperimento con qualche canto a più voci. La cosa bella è stata la bellezza che ne è venuta fuori. La bellezza del canto è anche immagine della presenza divina, e a questo pian piano ci siamo educati. Sia Padre Nino che Padre Conti ci hanno spinto in questo e hanno pensato a questa realtà abbastanza giovanile come una realtà educativa, non tanto come una realtà musicale, che poi cerca di rendere omaggio alla musica, cerca di renderla piacevole, però è una realtà educativa. Siamo coro perché è uno stile di vita essere coro, è lo stile di vita dell'oratorio. Siamo tutti insieme, cantiamo all'unisono, proviamo a sentire chi mi sta a destra e chi mi sta a sinistra. Io ho un ruolo, canto una voce che a volte è diversa da quella degli altri, ma insieme siamo armonia. La mia voce magari a volte da sola potrebbe sembrare insensata, messa insieme agli altri ha un significato. Questo Padre Conti ci teneva tanto, no? A fare diventare il coro uno stile di vita, non tanto un'attività da svolgere, e ce lo ha trasmesso. Poi pian piano ha fatto come faceva sempre, lanciava le cose e poi lui si ritirava perché non voleva mai stare al centro dell'attenzione, era una sua caratteristica, e mi ha affidato questa cosa preziosa fra le mani,
che oggi è qua e gli rende omaggio, e i primi due canti che ascoltiamo sono tratti dalla messa di San Nicolò Politi che Don Alfio ha scritto. Eseguiamo due pezzi: il credo, il più significativo forse musicalmente parlando, e l'agnello di Dio. Il credo forse un po' meno conosciuto, l'agnello penso che ormai nelle nostre chiese ad Adrano lo cantiamo tutti, che è veramente carico di tutto quello che è il pentimento, la contrizione. Don Alfio aveva dei sentimenti molto forti, e questo agnello è carico della contrizione dei propri peccati. Sembra quasi di ascoltarla la contrizione. Ci proviamo a darlo nella sua originaria bellezza, anche se ogni tanto ci perdonerete se faremo qualche piccola defaianza. Buon ascolto.
ci spostiamo in quello che per Padre Conti è stato un grande amore, l'amore di sempre, che è la figura del nostro santo concittadino. È vero che nell'ultima fase della sua vita è stato rettore di quella chiesa, lo è stato a lungo, ma la devozione e l'amore per San Niccolò Politi risale ai tempi veramente di sempre, e lui inizia negli anni '80 a scrivere una serie di inni dedicati a San Niccolò Politi, e lo fa nel suo stile. Lui ha un grande privilegio, quello di saper fare musica liturgica. Siamo in un contesto post-conciliare, dove a volte è avvenuto anche uno scempio musicale nelle nostre chiese, perché post-concilio a volte nelle nostre chiese è entrato un po' musica anche che liturgica o sacra non era, mentre invece lui ha cercato di conciliare sapientemente modernità, tradizione, nel rispetto veramente della liturgia, e ci prova. Siamo intorno agli anni '80 e scrive alcuni canti. In quel periodo vanno di moda le ballate, anche nella musica leggera, pensate alle varie ballate di De André. Ma lui ha in mente un grande amico, che è amico anche del coro di Comunione e Liberazione, che è Claudio Chieffo. Anche lui scrive tante ballate. E allora lui si unisce a quello che ha definito un genere, la ballata. E Claudio Chieffo scrive in quel periodo la ballata dell'amore vero, la ballata del tempo perduto, la ballata dell'uomo vecchio. E guardando a Claudio Chieffo, di cui lui aveva grande stima, non è l'unico, i suoi modelli musicali sono tanti, però aveva grande stima di lui, e scrive questa ballata. E vi racconto l'aneddoto: è la ballata del deserto fiorito, canto che Adrano ha fatto ormai proprio, rappresenta veramente San Niccolò Politi, ed è alla freschezza di quei canti che appartengono agli anni '80 di Padre Conti, e ormai tutti quanti lo conosciamo. Ultimamente, nel 2015, Adrano ha ospitato la festa del dono, la Pentecoste dei giovani, e quindi abbiamo fatto un coro vicariale, abbiamo provato a fare un po' dei canti polifonici. In quell'occasione abbiamo venerato la statua di San Niccolò Politi alla villa. Ho detto: Padre Conti, ma non facciamo niente? La ballata la conoscono tutti, la possiamo imparare. C'era gente che proveniva dalle varie parti della diocesi, dico: impariamo la ballata. Dico: ma abbiamo ormai un coro, il nostro coro era un paio ormai un po' più consolidato, 4 voci ce le scrive per questo canto. Ma che sono? No, 4 voci, questo è un canto semplice, non ci fanno le 4 voci. Quindi io faccio la proposta, ho visto zitto, e quindi ho detto: vabbè, la facciamo a una voce. Okay. Dopo una settimana arriva una chiamata al telefonino, io ero all'università penso, e senza dire buongiorno, buonasera, pronto Don Alfio? Dico: cosa è successo? E lui mi dice: è rifiorito! È rifiorito. Erano le sue chiamate enigmatiche, come tante delle sue parole. Padre Conti cosa? Che sta parlando? E poi capirai. E mi chiude il telefono. E ho detto: vabbè, è Padre Conti. E così io ho pensato, in realtà ho pensato a mia mamma, perché amici di famiglia avevano in comune il pollice verde, lui curava le piante, a mia mamma piace questa cosa. Ho detto: probabilmente gli avrà dato qualche piantina ed è rifiorita, che ne so, qualche albero è rifiorito. Cercavo di capire di che stava parlando. Padre Conti era molto enigmatico nelle sue cose. È rifiorito per me significava poco. Quando ritorno a casa, nel bucalettere trovo lo spartito di questa ballata, che da ballata del deserto fiorito è diventata ballata del deserto rifiorito. Detto ecco cos'era.
ed era rifiorito Fifì perché le quattro voci l'hanno fatto rifiorire, ecco perché, me l'ha spiegato dopo un mese, io poi capii quella chiamata che voleva significare, ma questo fa parte della sua personalità. E niente, seguiamo adesso questa ballata, la conosciamo un po' tutti e la ascoltiamo in questa versione a quattro voci.
nelle parole di questo canto c'è la sua spiritualità, c'è veramente l'identità di Nicola che poi è finita per coincidere con la sua. Cammina l'uomo quando sa bene dove andare, diceva un canto, e invece lui scriveva: rinascono canzoni quando l'uomo sa bene dove andare. E lui sapeva dove andare, ecco perché faceva nascere così tante canzoni. Il prossimo canto che eseguiamo in realtà lo rubbia Fratelli Maggiori al coro di Catania, è O Croce Sacrata, ed è un canto polifonico. Ci proviamo a eseguirlo così come a lui piaceva. Per noi è legato all'esperienza della Via Crucis che lui ha fatto con il Rosario per tantissimi anni, prima guidando il coro Benedetto Ciancio, vedo qualche faccia del vecchio coro, ecco c'è qualche corista, insieme all'oratorio guidava il coro e veramente ha fatto nascere un po' questa cosa. La polifonia la portiamo per strada anche nella Via Crucis con padre Sicurella, ebbero questa intuizione. Lui, Nicolino, era uno dei primi, non lo vedo più. O Croce Sacrata l'abbiamo eseguito già dai primi anni ed è veramente uno di quei canti che dice la bellezza di quello che la musica può essere quando nasce dalla preghiera. Padre Conti ha scritto tanto, tante sono composizioni sue, testi e musiche, tante volte amava scrivere musica su testi di altri. Adesso faremo un canto che in realtà non è suo, ma che lui ha armonizzato a quattro voci. Per comprenderlo dobbiamo spostarci nel 1982 e andare all'esperienza del meeting di Rimini. Giovanni Paolo II, allora Papa, incontra, sapete l'esperienza del meeting di
questo raduno che avviene annualmente con il movimento di Comunione e Liberazione, di cui Padre Conti è stato parte. E niente, quando il Papa va a incontrare la comunità, alla fine viene fatto un canto e c'è un gustosissimo video di un canto polacco che il Papa Giovanni Paolo II conosceva, caro al movimento, caro anche a tanti di noi, Oto jest dzień. Ed ecco il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. E si sente che mentre tutti quanti cantano, il Papa con il suo vocione fa una bella seconda voce importante. Questa è l'esperienza. Noi come coro, quando il Papa ai 10 anni della morte, abbiamo fatto una rassegna di cori ad Adrano su Giovanni Paolo II e abbiamo dedicato dei canti. E io dico, noi che facciamo come canti a Giovanni Paolo II? Non avevamo un canto su Giovanni Paolo II. Chiedo a Padre Conti, dico, che fa? Ce lo scrive qualcosa? Ce l'ho, un canto, perché poi realmente ciò che faceva nascere i canti in Padre Conti era la richiesta, era la persona che lo chiedeva, prendevano forma su questo. Ce l'ho, un canto per voi, un canto che Giovanni Paolo amava tanto, parto da lui. Il canto è abbastanza lungo, si chiama Ed ecco il giorno, e inizia proprio con Oto jest dzień, che lui ha fatto a 4 voci, poi il canto continua con un bell'inno, con un testo dedicato a Giovanni Paolo II che noi non faremo questa sera, ma ascolteremo semplicemente Oto jest dzień. So che tanti lo conosciamo e siamo tanto legati, ci ricorda l'infanzia, ci ricorda il catechismo, ci ricorda la chiesa a San Filippo piena e tutti i bambini che cantano questo canto. Io ero uno di quelli. E niente, adesso lo ascoltiamo. Il canto, anche se non è suo, è sua l'armonizzazione, quindi apprezziamo anche questo gusto musicale, quello di poter rendere più bello e anche di poter rendere adattato a un coro una musica anche che non è propria. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, Oto jest dzień, który dał nam Pan. Oto jest dzień, Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. oto jest dzień, Oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. weselmy się i radujmy się nim, i radujmy się nim. Oto jest dzień nam Pan. Weselmy się i radujmy się nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Padre Conti amava molto la musica popolare ed è stato uno dei pochi che ad Adrano l'ha veramente studiata la musica popolare. La musica dialettale
è la musica popolare. Spesso, lo ricordo, andava casa per casa, delle signore un po' più anziane, delle signore un po' che custodivano la tradizione dei canti dialettali, andava con il suo vecchio registratore, registrava quei canti e cercava di custodirle perché nessuno perdesse la memoria dei canti popolari. Questo è un lavoro prezioso che lui ha fatto. Veramente sul Natale ha fatto un lavoro splendido di tanta tradizione e di quanta fede c'è in quei canti popolari. Anche in canti non sacri, anche in canti non prettamente di chiesa, perché la bellezza si custodisce anche in ciò che non è espressamente sacro, ma veramente la bellezza della musica popolare. Lui la apprezzava tanto e adesso ascolteremo un canto della tradizione popolare che tutti cantano, dedicato alla Madonna. Lo conosciamo tutti quanti, il canto è Nome Dolcissimo. Lo ha adattato, armonizzato con le 4 voci per il nostro coro, lo ha pensato su di noi, perché lui in realtà aveva questa capacità di cucire canti addosso alle persone, no? Come un vestito, e siccome sapeva che noi siamo un po' scarsoletti e che io non sapevo molto dirigere il coro, allora ho aspettato che crescesse Salvo per darlo a qualcuno che un po' di musica la conosce un poco meglio. Però ha scritto veramente questo Nome Dolcissimo, è veramente bello, ve lo vogliamo fare ascoltare, è legato alla tradizione del Rosario. Noi abbiamo un oratorio dedicato a Maria e cantiamo spesso questi canti popolari per non perderli e a volte valorizzarli anche con la polifonia. Buon ascolto. Il penultimo canto che eseguiremo è della tradizione popolare dialettale adranita. Come vi dicevo, c'è uno studio serio che qualcuno dovrebbe prendere nelle mani. Adrano veramente ha un tesoro fra le mani. Lui amava mettere a confronto i canti dialettali delle varie tradizioni.
ha studiato la tradizione atranita come quella di Centuripe, quella di Mister Bianco, quella di Catania, di Re Calvuto, di Agira, alcune canti di Assoro e notava come alcune melodie comune a tutti poi prendevano spazi differenti, armonie differenti, ricami differenti a secondo del paese in cui questo poi veniva incarnato, perché la musica popolare è questo. Adesso ascolteremo un Tu scendi dalle stelle tipico della tradizione atranita che molti di noi conosciamo, accompagnato dalla litania. Sarà bello, dopo il coro di Catania ci farà sentire un altro Tu scendi dalle stelle che può definirsi un po' fratello di questo Tu scendi dalle stelle, molto simile, però veramente c'è lo studio musicale di quanto è differente. Niente, lo conosciamo, ci avviciniamo al Natale, domenica è la prima domenica di Avvento, e lo ascoltiamo insieme alla litania. Abbiamo lasciato per ultimo un canto a cui siamo legati profondamente, noi come coro, perché è un canto che lui aveva scritto tanto tempo fa, tratto dalle parole di San Paolo,
Però questo canto non aveva preso ancora vita, perché non l'aveva dedicato a nessuno, non era di nessuno, e quando i canti non erano di nessuno, non erano scritti per una cosa in particolare, è vero, non prendevano vita. C'è stato un periodo invece in cui in oratorio Padre Nino Lamanna stava abbastanza male, noi tutti temevamo un po' per la sua salute, i rischi erano tanti, noi come coro abbiamo sofferto, come oratori abbiamo sofferto, e poi il Padrino pian piano si riprendeva, alti e bassi, e ci siamo ritrovati un 14 settembre, giorno in cui Padre Nino Lamanna faceva il suo anniversario di sacerdozio. E allora Padre Conti mi disse: ho un canto, adesso ho capito. Ed effettivamente prese questo canto, vivendo nella carne, lo ha riadattato, lo ha ripensato, era suo, ma lo ha dedicato interamente a lui, perché le parole gli hanno ricordato lui. Poi lo ha inserito anche nel libro di San Niccolò Politi, vivo ma non più io, è Cristo che vive in me, è Nicola. Però quelle parole: io porto le ferite di colui che nella croce per me morì, per me patì, per me risuscitò, lo hanno fatto pensare per Padre Nino. E pensate che effettivamente questo canto per noi è forse il dono più bello che Padre Conti ci ha fatto come coro. Padre Nino doveva essere qui questa sera, però ormai è impegnato in seminario e non sempre riesce a sganciarsi, e quindi ha lasciato detto qualcosa, mi ha detto: Dario, per favore leggilo, e quindi leggo il ricordo che Padre Nino ha scritto. Alfio, così semplice. Alfio, così semplicemente ha voluto che lo chiamassi, così come aveva condotto la sua vita, un bambino semplice che si poneva i quesiti dei grandi e li esprimeva con quell'arte che solo i piccoli sanno esprimere bene, la poesia che si fa musica. Sì, è vero, a volte un po' scontroso, come avviene ai timidi, un po' sprovveduto, come è tipico dei grandi pensatori che poco hanno dimestichezza con la praticità, di sovente egoistiche dell'interesse e della ricerca di sé. Generoso fino alla totale spogliazione, anche del necessario quando occorreva, secondo i non calcoli del suo cuore, vergine di sé. Ecco ciò che riesco a dire del caro amico, fratello e padre Alfio, uomo perduto per Cristo, che ha fatto il suo nido sulla roccia alla ricerca dell'amato insieme a Nicola, il silenzioso fratello Francesco di Adrano. Con lui è entrato nell'anfratto della montagna e si è lasciato coprire dalla mano di colui che passa proclamando il suo nome, e dopo il suo passaggio, affacciato all'imboccatura della grotta, canta la nostalgia dell'assente, temperata dalla gioia della certezza di contemplare quel volto sconosciuto, ma di cui ha intravisto i tratti. Tanti episodi di cordialità, di bellezza, condivisa in chiacchierate interminabili, in cui non ci si saziava mai di parlare di Dio, anche qualche scontro, dove però le differenze di vedute non intaccavano la sincerità dell'essere e del sentirsi fratelli, anzi, proprio questo contribuiva a cementarla. Mai una volta che l'abbia sentito lamentarsi della propria condizione, a volte molto precaria. L'altro che gli stava di fronte e l'altro che intravedeva in controluce costituivano tutto il suo interesse, rendendolo dimentico di sé. Nella totalità della fiducia sconfinata che accordava ai propri amici, rischiava, consapevole di farlo, l'ingenuità, quel rischio che ci fa volutamente dimenticare che purtroppo
Anche la mano di chi maggiormente ci fidiamo può nascondere l'artiglio di un rapace che strappa e lacera, quando non può trovarla altrove, proprio la carne dell'amico più caro. Ma questo per lui non era importante. La sua esperienza di presbitero al piccolo seminario di Bronte, poi nella parrocchia dei Santi Apostoli Filippo e Giacomo, prima come vicario parrocchiale e poi come parroco, poi come rettore della chiesa di San Nicolò Politi, dove ha concluso i suoi giorni qua giù. L'adesione fino alla fine al movimento Comunione e Liberazione, dove ha nutrito la propria fede e ne ha approfondito le motivazioni, l'impegno nella musica e nella ricerca di documenti, soprattutto riguardanti la pietà popolare della nostra città e il nostro amato eremita, hanno colmato la sua vita e hanno lasciato una traccia chiaramente constatabile, un patrimonio culturale non indifferente di cui dobbiamo essergli grati. Non era un grande trascinatore di masse. A volte lo scorrere verbale dei suoi pensieri era arduo da seguire e magari non lo si ricorda come un grande predicatore, ma le sue musiche, i suoi testi, i documenti che possediamo grazie alle sue interminabili ricerche sono un inno che continuerà a riecheggiare nella storia, quando già si sarà spento il ricordo di roboanti sermoni, buoni ed entusiasmanti per il momento, ma che si perdono nei rivoli dell'oblio come le gocce di un acquazzone estivo. Personalmente posso dire che mercoledì 21 scorso, all'ordinazione diaconale di Ivan Garofalo, sentendo il coro della cattedrale cantare, accompagnato dall'organo, Io sono la casa, un canto del nostro caro Alfio, in cui trovano espressione poetica e musicale le parole che il grande vescovo Giovanni Crisostomo mette in bocca a Cristo nel suo commento al Vangelo di Matteo, ho risentito forti e nitide, ridette a me quelle parole. Io sono la casa per te, il vestito, il fondamento, il padre, lo sposo. Parole che, nella struggente tenerezza delle note con cui le ha espresse, accompagnano la mia vocazione alla verginità per il regno e al presbiterato fin dal suo sorgere. Ogni volta è come risentirle per la prima volta, come rivivere quegli inizi benedetti della mia adolescenza, e sono grato ad Alfio per questo. Possiamo dire con certezza che in ciascuno di noi vive una sua nota, una frase musicale, riecheggia un rigo, anche quando non lo ricordiamo, perché lui non voleva essere ricordato, voleva solo dire a se stesso e a tutti noi: vivo, ma non più io, è Cristo che vive in me. E facendo questo involontariamente ha lasciato in e oltre noi il profumo della sua bella anima consacrata, un profumo di poesia e musica, di memoria e cultura che nei secoli non riusciranno a cancellare.
Diciamo grazie al coro dei ragazzi del Rosario e del Pomodoro. Grazie. E grazie a Padre Alfio Conti che ci ha lasciato questa grande ricchezza. È frutto del suo lavoro. C'era il materiale di base, ma grazie a voi. Come avete sentito, Dario ci ha lasciato capire abbondantemente che Padre Alfio esplorava la musica in tutte le sue direzioni, in tutte le sue dimensioni. La lauda era uno dei tipi di canto che lui amava, con il movimento penso che fosse stato pane quotidiano. Bene, noi vorremmo qui Piera Bivona che ci farà ascoltare un canto che Don Alfio scrisse sulle parole di Jacopone da Topodino. È un canto sull'amore, si intitola Amore, Amore. Piera, se ci sei, ecco, ve la presento. Per la sua partecipazione. Lei era un'amica di Don Alfio, come molti di noi, di chi non era amico Don Alfio. Io l'ho scoperto il giorno dei suoi funerali, tutti ci onoravamo di essere stati suoi amici, tutti. Vuol dire che lui aveva una capacità di empatia, di contatto sincero nella gentilezza del suo animo, nei suoi modi delicati, e sorrideva sempre quando lo si cercava o si parlava con lui. Bene, a questo punto ci sono i nostri fratelli maggiori, il coro di Comunione e Liberazione di Catania, appunto grazie per essere qui. Marina vi presento.
prima di iniziare volevo leggere ciò che ci ha inviato il maestro Francesco Paradiso, che è il professore, maestro, compositore, organista che ha suonato per la registrazione del CD della Chiesa alla mia casa. Lui vive a Milano, non poteva essere presente questa sera, ma ha voluto mandare un suo contributo. La casa di Don Alfio Conti è stata veramente la chiesa, una città ritratta con i suoni, i timbri, le voci. Il suono di quella casa o di quella città è l'autenticità di un canto che trafigge l'ascolto. È un riverbero inesteso che tocca e scuote coloro che le abitano o le visitano con l'orecchio. Le qualità di Don Alfio Conti, fra esse una vigorosa sensibilità musicale, la dedizione e la costanza nello studio, il carattere pacato, la forte e sincera carica affettiva, sono riuscite ad intrasentire ed a comporre la linea naturale e semplice della voce con la densità del suono, ovvero del suo senso, come sempre accade nella più autentica tradizione del canto cristiano e della musica che è detta sacra. Don Alfio Conti, compositore, è il mondo e il suono di una città o di una casa costruite, fissate, tramite decine di pagine donate per la contemplazione del mistero dell'amore cristiano e a servizio di un agire liturgico-musicale vissuto con consapevolezza ed una intensità serena, tranquilla. A suo modo e in maniera del tutto originale, Don Alfio Conti ha saputo costruire una architettura di riflessioni, di testi e di musiche originale e sua propria. Un organismo, un corpus di canti, melodie, polifonie, in cui la voce, le voci di un coro sempre eufonico, si fanno ambienti, stanze, navate, centri e periferie di un mondo musicale che descrive i percorsi di un musicista che ha scelto di divenire strumento sinfonico di pacificazione. Alfio Conti, senza alcun dubbio, è stato chiamato al lavoro con la musica ed il suono perché il canto divenisse, come per lui ogni cosa, una offerta all'udire, al sentire, un invito al suono di quel nome che fra tutti gli è stato il più caro e che è santo. Il senso del suo lavoro musicale è stato il costruire un memoriale, un diario musicale collettivo, quasi popolare, in cui potesse ripetersi, che lo si ascolti, lo si oda o lo si canti, il suono della speranza, divenuta per diversi aspetti tecnici e di stile opera d'arte, materia musicale fuori ormai dagli spazi e dai tempi, e composta in un dialogo sempre vivace con la tradizione musicale liturgica e sacra, rivissuta e interpretata con la giusta misura. Per la mia opinione e sensibilità musicale, coloro che oggi cantano con Don Alfio Conti cantano per e con la Chiesa. Francesco Maria Paradiso, compositore, professore di composizione al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Veramente due parole mie. La figura di Don Alfio è stata già ben tratteggiata, cosa aggiungere dunque? Non sono una esperta musicologa, non ho titolo per parlare, se non quello di una profonda gratitudine per un padre, un amico, una presenza decisiva per la mia passione per il canto e per la vita tutta. Gli anni in cui Don Alfio ha diretto il nostro coro, 20 anni circa, sono stati un vero e proprio laboratorio musicale. Lui componeva mentre guidava nel tragitto da Adrano a Catania e componeva mentre eravamo sulle Dolomiti, come Pero Croce Sacrata che avete ascoltato.
Componeva sollecitato da tutto ciò che accadeva e noi eravamo la sua stoffa, gli strumenti cui affidava la sua musica. Ricordando recentemente la sua figura, Don Antonio Giacona diceva che la sua musica anticipava il paradiso, sapeva scavare nella profondità della realtà, rendendone manifesto il mistero. Negli anni in cui Don Alfio si è ritirato nella sua Adrano, facendo fiorire attorno a sé nuove e feconde esperienze musicali, è stato per noi chiaro che non importa dove siamo o cosa facciamo, importa solo a chi diciamo il nostro sì. Ed i frutti sono qui, stasera, davanti agli occhi di tutti, un popolo di amici, radunati a rendergli omaggio, figli della medesima Chiesa che lui ha cantato. Tutti noi a vario titolo gli siamo debitori, anche adesso, quando canto con mia figlia per la mia nipotina, i canti da lui composti per la festa della mamma, ha fatto anche dei canti per la festa della mamma. Lei smette di piangere e tenta di cantare con noi. Questa sera vi faremo sentire alcuni canti che sono tratti dal CD La Chiesa la mia casa. Precisamente La Chiesa la mia casa, Chi sei dolce luce, Maria Maddalena o Memoriale. E poi vogliamo aggiungere qualcosa di siciliano, visto che anche gli altri hanno detto che lui riprendeva la tradizione popolare. Quindi faremo sentire La Pampina, Astilla, tratta dalla novena, e Tu scendi dalle stelle nella versione di Mister Bianco. Concluderemo con l'Ave Maria siciliana di Uvi Sarvi. Impara
I sei dolce luce che mi inondi e rischiari la notte nel mio cuore. Tu mi guidi qual mano d'una madre, ma se mi lasci non più di un passo solo avanzerei. Tu sei lo spazio che l'essere mio circonda e in cui si cela. Se mi abbandoni io cado nell'abisso del nulla donde all'essere mi chiamasti. A me vicino, più intimo dell'intimo mio, eppure nessuno ti tocca di comprendere, ed ogni nome infrangi le catene. Lasciò nel deserto le altre pecore e se ne andò a cercare quella smarrita. La prese sulle spalle, chiamò gli amici, facciamo festa perché questa pecora mi è stata ridonata. Lui m'ha guardata come nessuno più sa fare, e nei suoi occhi ho visto il primo sguardo. Lei, signore, nel giardino, la tenerezza di che tutto gli è donato.
Tu
scendi dalle stelle del cielo, tu scendi dalle stelle in una grotta al cielo e vieni in una grotta al cielo. Nasci un tarutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Nasci un tarutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Oh Dio bello, hai canto ti, ascolta di costare, di avermi amato. Ai quanto ti costò di avermi amato. Nasci una rutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Nasci una rutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Oh Gesù, Gesù, perché tanto, perché per l'amor mio, perché tanto partire per l'amor mio. Nasci una rutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Nasci una rutta, nasci un doielu, lure di luce, si chiama Gesù. Nasci una rutta, nasci un doielu, lure di luce, Dio vi salvi, Maria piena di grazie, tu Signore è con voi. Voi siete benedetta tra le donne e benedetto lo frutto vostro ventre, Gesù. Grazie infinite per la vostra presenza. Sì, grazie, veramente grazie. Grazie a nome di tutti noi agraniti, concittadini di Don Alfio, grazie a nome di Alfio Conti. Mi sento di vivere. Ci avete dato questa gioia grande di sentire la sua musica,
cantata anche da persone che hanno lavorato tanto con lui e sono cresciute tanto con lui. Questo ci riempie il cuore di vera gioia e noi vi ringraziamo per questo. Grazie. Accomodare, facciamo i ringraziamenti di vita un po' per chi ha partecipato. Mi date dei... Un grazie e che è anche un segno del nostro grazie. So che non avete copia di questi libri, Un grazie tangibile. quindi ve ne vogliamo regalare una copia per tutti. Angelo ci tiene a far vedere la copertina che è molto Sì. bella, certo. Al maestro sì. Al maestro e Grazie, poi Fabio. ti daremo. E comunque c'è una copia per ciascuno di voi. Sì. Quindi è pronta una copia per ciascuno di voi. È il nostro dono, è piccolo ma è grande, lo sapete voi perché è grande. Sì, è grande. Bene, noi ringraziamo i nostri cori, il nostro piccolo coro, d'età forse non piccolissimo, ma comunque siamo ai primi vagiti, abbiamo cominciato 2 anni fa, manco 2 anni fa, e speriamo di poter fare un po' di strada. Arrivare alla vostra di altezza è difficile, comunque io penso che Alfio ci guiderà. Lui era di bocca buona per tutti. Certe volte a Rosario lo chiamavo e dicevo Alfio, dobbiamo cantare per la Madonna del Rosario a ottobre, facciamo un concerto. Sì, ma il coro c'eravamo un po' di gente, ma Alfio, cantiamo, va bene. Lui costruiva un coro a un po' di persone e addirittura una volta, a proposito di cucire i canti addosso, una volta gli disse Alfio, facciamo il Magnificat di Frisina, che tutti conoscono, cantato da Mina, cosa mirabolante, ma noi ci mancavano le corde giuste per farlo, le persone giuste. Io proponevo cose semplici, semplificative. Lui mi disse Nicola, aspetta, domani ne riparliamo. Ci lavorò, ricucì tutto, scucì e ricucì tutto e ce l'ha cucito addosso. Dai, c'eri anche tu, ti ricordi? Noi ridevamo mentre lo cantavamo perché non ci sembrava vero, ma lo abbiamo cantato. Questo era Alfio, penso anche voi, chi lo ha conosciuto, anche noi lo abbiamo conosciuto bene. Bene, adesso i ringraziamenti, se mi date i miei appunti da qualche parte giù in fondo. Si sono in fondo. Dunque, io mi preme ringraziare intanto il nostro arcivescovo, che credo da pochissimo sia andato via perché aveva altri impegni, e ringrazio Monsignore Giuseppe Schillaci, che è stato con noi, è stata una gioia averti con noi. Ringrazio Padre Antonino Lamanna, che ho sentito stamattina e che mi ha detto io sono con voi. Le sue parole hanno scolpito il nostro caro Alfio Conti, lo hanno tratteggiato in maniera unica. Ringrazio il sindaco e l'amministrazione perché ci ha dato questa opportunità molto particolare e pregevole, quella di avere il Teatro Bellini per una manifestazione che lo meritava. Grazie signor sindaco, grazie ai suoi assessori, a nome di tutti. Ringrazio il vicario Don Pietro Strano, che ha tenuto i nostri contatti con il vescovo ed è stato l'anello di congiunzione prezioso perché lui fosse stasera qua, nonostante i suoi impegni già presi e pregressi. Grazie. Scusate, dirò molte volte grazie, ma molta è la gente che va, gli amici, i nostri amici che vanno ringraziati. Ringrazio Padre Antonino Catalfo, il parroco della parrocchia che ci ospita, San Leonardo, ospita noi del coro Don Alfio Conti. Il Padre Nino Catalfo ci ha sostenuti in questo progetto, lo ha firmato in prima persona perché ci sono anche disbrighi burocratici e ci ha sostenuti. Grazie a Padre Salvatore Stimoli che ci ha donato quel canto d'inizio
ce l'ha dato, ce l'ha messo a disposizione perché potessimo sentire la voce di Don Alfio cantare in questa assemblea, chiamiamola così, in questo insieme di amici. Ringrazio tutto il clero di Adrano che ha tanti rappresentanti qui presenti e le autorità che sono intervenute. Un grazie speciale al coro di Comunione e Liberazione di Catania. Grazie, grazie. Non finiremo mai di ringraziarvi. E scusatemi, ringrazio Marina Marino che ho conosciuto per vie traverse, attraverso il web. Padre Alfio Conti ci ha fatto conoscere la stessa persona, la stessa amicizia, ha permesso che ci conoscessimo via così, con questi sistemi adesso comunque è possibile, ma che è stata una collaboratrice da lontano, da Catania, a che questo progetto potesse porsi in essere. È stata contenta, felice di poter partecipare a questa sera. Mi scriveva, adesso ti cito così in maniera molto approssimativa, Nicola, è come se stessimo dando unità alla vita di Padre Alfio, perché avete visto, lui ha dato il suo seme, il talento che il Signore gli ha donato, lo dava con generosità, lo coltivava, lo faceva crescere in ogni ambito, a Catania, ad Adrano, è questo il dono del Signore che è arrivato a noi tramite Don Alfio. Quindi grazie ancora, grazie Marina per la tua collaborazione diretta. Ringrazio infinitamente il coro del Rosario che la gioventù che scalpita e che è il nostro futuro, e Don Alfio ha visto bene di dover costruire, e con loro, una volta io vi racconto questo brevissimo, non lo vuoi fare troppo lunga, gli disse: Alfio, dopo aver ascoltato, ma ora è bello, è cresciuto. Lui mi ha risposto alla sua maniera, in maniera lapidaria: sì, hai lavorato tanto. Lui mi ha guardato e mi ha detto: abbiamo pregato tanto. Cioè lui non scindeva il canto, la sua attività di musicista dall'esperienza di fede, dalla vita, dal fatto esistenziale di una persona. Non poteva dividere le due cose. Grazie, grazie a questo patrimonio, a questa eredità che ci ha lasciato. E un grazie anche al coro Don Alfio Conti che con coraggio prova a cantare e fa i suoi primi passi. Ringrazio molto Chiara Bivona, la nostra soprano, che ci ha dato la possibilità. Vieni Chiara. Per la... Anch'io sono molto onorata di essere qui e aver interpretato questa magnifica lauda di Jacopone da Todi, scritta da Don Alfio Conti. Non la conoscevo, quindi è stato per me anche un modo per appunto conoscere questa meravigliosa lauda scritta da Don Alfio Conti, e la sua caratteristica, secondo me, la dolcezza infinita che metteva nelle sue musiche, nelle sue composizioni, oltre alla raffinatezza, semplice, raffinato e veramente molto bella la sua musica. Quindi grazie anche a voi per avermi invitata. Si è lasciata coinvolgere con molto piacere, con il cuore, perché erano molti amici anche con Alfio Conti, anche lei. Bene, e ringrazio il maestro Giuseppe Stantampiano. Dove sei, Giuseppe? Fatti vedere. Grazie Giuseppe, grazie. Sì, Giuseppe, volevo dire una parola con piacere. Io volevo dire solo due parole. Un'esperienza che è capitata a me personalmente, perché nel Natale del 2017 io insegno alla Bruno, una scuola media da Biancavilla, e ho il coro dei ragazzi. E quindi Don Alfio è morto il 25 settembre 2017, il 23 settembre del 2017,
E io ho pensato con i ragazzi, insomma, di parlare di Don Alfio e di far fare un canto e chi sei dolce luce, l'abbiamo fatto con i ragazzi ed è venuto pure bene, devo dire, tra parentesi. Era sabato mattina, il concerto era domenica, sabato mattina dovevamo fare le prove generali, eravamo nella chiesa dell'Annunziata. Era una giornata nuvolosa, molto nuvolosa, uggiosa, infatti io temevo che piovesse pure, perché quando piove i ragazzi insomma si muovono poco, hanno sempre la scusa per non venire. La prova generale quindi era abbastanza un po' in ansia. Non pioveva, però il cielo era nuvoloso. Iniziamo a provare. E secondo scaletta arriva il momento di Chi sei dolce luce. Iniziamo a fare il brano, dopo 2 secondi io ancora un po' mi emoziono nel raccontare questa cosa, è stata una coincidenza, non lo so. Iniziamo il canto ed entra a un certo punto, sole non se n'era visto, entra un raggio di sole dalla vetrata della chiesa a destra che inonda i ragazzi. Addirittura a un certo punto un ragazzino mi fa: professore, sto sole, io lo dico in italiano per chi non mastica il biancavillese, questo sole mi sta accecando, non vedo più nulla. E io distinto ho detto: ma sarà Don Alfio che ci saluta. Subito dopo il sole è scomparso. Io questa cosa l'ho detta così, però i ragazzi ovviamente non hanno dato peso a quello, però poi ci ho pensato un mattino solo e ho guardato il tempo, solo non se ne è visto più per tutta la mattinata e volevo dare un po', come dire, l'ho sentito vicino Don Alfio, perché ho parlato di lui e c'è un po', forse stava dirigendo la stessa musica il sole, il coro degli angeli, quindi ci ha voluto omaggiare. Grazie a tutti. Grazie Giuseppe. Giuseppe è stato sempre l'organista fisso accanto a Don Alfio nella chiesa di San Nicolò, in tutte le funzioni religiose in chiesa madre durante i festeggiamenti, è un conoscitore attento della musica di Don Alfio, uno stimatore molto attento. Grazie Giuseppe. Vorrei ancora ringraziare qualche altra persona perché veramente avete capito che hanno contribuito e collaborato in tanti. Io ci tengo a ringraziare la signora Lucia Campo, che è una dipendente del comune, che è responsabile del teatro, perché è stata disponibilissima con noi. È stata sempre, ci diceva sempre di sì: sai Lucia, ci servirebbe andare? Sì, telefonami, io sono disposta, anche in orari extra lavorativi. Ringrazio Antonio Ricca, la tipografia Ricca per intenderci, che è stato un collaboratore preziosissimo per tanti aspetti, per tante cose che non sto qui ad elencare. Ringrazio Salvo Pesce, su in cabina di regia, che sta curando le luci, il palcoscenico, i suoni, che ha la regia della serata in mano per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Ringrazio Agatino Catalano, che era qui in mezzo a noi con la telecamera, c'è ancora penso, perché aveva costruito un video di immagini, di ricordi di Don Alfio che toccavano tutti noi, vero Marina? Ora mi hanno mandato un bel po' di fotografie e purtroppo per questioni tecniche che non siamo riusciti a superare non potremo proiettare, ma lo rifiniamo per bene tutto e lo faremo girare, a chi lo volesse lo renderemo disponibile senz'altro. Ringrazio anche Giovanni Stissi, uno che lavora da Antonio Ricca, perché con pazienza ci è venuto appresso a costruire la locandina. Ringrazio infine Angelo Pignataro, quel grande gigante lì che è nascosto dai miei, infatti insieme a me non si è sottratto a spendersi per questa serata. Grazie Angelo, grazie per il tuo sostegno. Io perché Dario, poverino, l'ho bombardato sempre di telefonate. No, io invece desideravo così dire com'è nata questa serata. Noi eravamo in chiesa a San Nicolò Politi per ricordare il secondo anniversario della nascita in cielo di Don Alfio Conti.
ci siamo emozionati tutti. Ringrazio Monsignor Reina che quella sera nella sua omelia, ma è stato di un coinvolgente straordinario, e tutti noi pensavamo: ma cosa possiamo fare? Usciti dalla chiesa, mi è testimone Nicolino, ci siamo guardati, siamo andati al comune, ci ha accolto il sindaco Angelo D'Agate qua presente e gli abbiamo esternato questo nostro desiderio. Il sindaco ci ha detto: questo evento noi lo dobbiamo realizzare al Teatro Bellini di Adrano perché merita, e ci ha sostenuto dall'inizio alla fine. Sindaco, correggimi se sbaglio, poi è stato nominato quella sera. E poi chiaramente la dedizione di Nicolino, ma soprattutto devo dire la costanza, la pazienza serafica, e un grazie particolare, permettetemi, al nostro amato arcivescovo Don Giuseppe Schillaci, perché la data l'ha stabilita proprio lui, la data, è vero Don Giuseppe? Quando il sindaco mi ha detto di interpellare Don Giuseppe per la sua presenza, io tra tanti impegni abbiamo dato una serie, il 27 sarò ad Adrano, e allora Nicolino si è animato e prodigato perché il 27 si realizzasse questo evento. Grazie sindaco, e grazie a tutti voi che avete veramente partecipato col cuore in mano. Abbiamo parlato anche troppo, io direi di concludere con un canto che ci coinvolgerà tutti. Ci metteremo tutti assieme come dei fratelli, così come siamo. Dario, vuoi introdurre? Grazie ancora. Grazie. Mentre ci proviamo a sistemarci per sezioni, tutti insieme, cantiamo tutti, anche l'assemblea, grazie a tutti voi, un canto che è entrato nelle nostre chiese ormai, che è Signore creatore del mondo, un canto di offertorio, dal testo bello, perché dice anche l'attenzione che Don Alfio aveva per i documenti della Chiesa. Era il periodo in cui il Papa scriveva anche sull'importanza del lavoro, e lui da quella enciclica fece spuntare fuori questo canto, che tanti cantiamo ma non sappiamo che è suo. Ecco, quindi ora, mentre noi proviamo a sistemarci, il ritornello poi lo canteremo insieme. Fabio ci dirigerà tutti quanti per cantare, perché insomma i canti per coro lui li scriveva, ma erano i canti poi per l'assemblea, e quindi spero che tutti quanti la conosciamo e tutti quanti la possiamo cantare insieme. Grazie. Signore, creatore del mondo,
grazie a tutti, buona serata, speriamo di rincontrarci spesso per cose belle come queste. Adrano ne ha bisogno.